Rieccoci, abbiamo altri due ricordi di eventi. Sit-in donne e uomini contro la violenza verso le donne, sabato 27 novembre 2021 dalle 11 alle 12 in piazza Municipio a Spinea. Vediamo se riusciamo a mettere in onda anche la locandina relativa. E poi un'altra che invece vorrei leggervi, che è particolarmente significativa. Ecco qui, comunque, eccola qui, la locandina, quindi se eventualmente siete interessati a partecipare c'è questo sit-in, è comunque un momento anche qui dove verranno fatte delle considerazioni e delle riflessioni. E poi l'altro che invece voglio proprio leggervi, perché sempre tu sai riconoscere come riesci a contrastare le forme di violenza, sempre il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Si parla di femminicidio, stupro, vediamo un po' se mettiamo in onda anche la locandina, che è, eccola qua, femminicidio, stupro, aggressione fisica, minacce, insulti, segregare, drogare, controllare, stalking, imporre le condizioni della relazione, disprezzare, umiliare, ignorare, manipolare, violare la privacy, negare la possibilità di decidere, di scegliere, di curarsi, di avere amicizie e interessi, ostacolare il lavoro e l'indipendenza economica, molestare con atteggiamenti, linguaggio, scherzi, battute sessiste, ridicolizzare, restare ancorati a stereotipi di genere, rifiutare modelli di vita differenti. È molto molto importante, perché dietro ciascuna, per segretario chiedo a lei, dietro ciascuna di queste parole, che sono sostanzialmente parole, in realtà ci stanno mondi, modi di comportarsi e di far subire una prevaricazione di genere. Esatto. E brevemente ha riassunto tutto quello che sostanzialmente una donna nella maggior parte dei casi è costretta a subire, dalla battuta, lo dicevamo prima, fino purtroppo all'omicidio. Noi appunto con le iniziative che stiamo facendo in questi giorni, ma che abbiamo fatto insomma in tutti questi anni, vogliamo veramente far prendere consapevolezza alla società, in primis anche a noi uomini, lo dicevamo prima, che bisogna veramente cambiare tendenza, cambiare radicalmente segno, e che quindi partendo dalle basi come quella piramide, partendo veramente dalle basi, ricostruire un modello di società che sia veramente basato sull'uguaglianza, non solo a parole ma veramente con i fatti, e siamo noi in primis uomini di questa società a dover dimostrare che vogliamo andare in quella direzione, partendo da noi stessi, analizzando anche noi stessi nel nostro stato d'animo, per dopo parlarne anche tra di noi, perché è anche difficile tra noi uomini parlare di questi argomenti e di questi temi. Invece ne dobbiamo parlare, per fare in modo che ci sia veramente una ribellione della parte sana di chi rappresenta il genere maschile nei confronti invece di chi si macchia di questi orrendi reati. Questo è assolutamente vero. Segretaria Bettella è sempre qui con noi? Eccola qua. Rossana Bettella, voi quali considerazioni fate a questo riguardo? Cioè concretamente, che poi si dice anche concretamente, una cosa pensate di riuscire a fare? Segretaria, ci sente? No, Rossana Bettella forse non riesce a sentirci, non importa. Allora, secondo lei una cosa, cioè magari se ne ha parlato nell'ambito del sindacato, o anche magari così, un pur parler, una cosa che concretamente si potrebbe fare per aiutare ad avere una maggiore anche responsabilità nelle azioni di tutti i giorni, perché a volte, come dice lei, un gesto, una battuta, un qualcosa oppure un dare per scontato che la propria compagna, moglie o quel che è, faccia determinate cose, anziché, non lo so, perché si parte sempre dal piccolo. I grandi propositi poi. Noi come sindacato, come CGIL, come Confederazione abbiamo cominciato a interrogarci al nostro interno anche sul ruolo che esercitiamo all'interno dell'organizzazione.
perché anche all'interno del sindacato va fatta una riflessione rispetto a come stiamo all'interno dell'organizzazione stessa, parlandoci per poter dopo esprimere quei concetti di cui parlavamo prima anche all'esterno. Quindi noi come uomini e donne della CGIL ormai da qualche anno, non solo in maniera sporadica ma in maniera, diciamo, strutturale e costruttiva, abbiamo cominciato a fare un percorso che ci analizzi al nostro interno per poter come dire, limare tutti magari quelle spigolature inconsapevoli che si vengono a generare all'interno dell'organizzazione sindacale in genere, per poter come dire, dare anche la possibilità di poter vivere all'interno dell'organizzazione in maniera ugualitaria ai ruoli che ci sono all'interno della stessa. Un segretario generale esprime, come dire, una responsabilità, un ruolo, e questo ruolo deve essere espresso nella consapevolezza di una parità e di un'espressione che sia che tenga conto di tutti questi valori che noi oggi stiamo esprimendo. Assolutamente. Ecco, la cosa fondamentale secondo me poi, oltre che sensibilizzare all'interno del sindacato, uscire anche, lei ne parlavamo prima anche fuori onda, no? Entrare nelle realtà aziendali, entrare a contatto con i lavoratori. Voi vi occupate di un settore dove da una parte quello dell'alimentare, diciamo così, del confezionamento di prodotti a livello industriale, è occupato da donne in gran parte. Poi c'è il settore anche dell'agricoltura, lei dice piccoli frutti e lavori di serra, anche lì ci vuole la sensibilità, la delicatezza richiesta alle donne, quindi anche lì è un ambito molto femminile. Che sentiment c'è all'interno? Guardi, nella filiera agroalimentare appunto pezzi di filiera sono sostanzialmente portati avanti dal lavoro femminile, che va dall'agricoltura alla trasformazione alimentare dei prodotti. È un lavoro impegnativo, è un lavoro pesante e che quindi dovrebbe anche interrogarci su un aspetto che spesso e volentieri le donne, oltre a svolgere il lavoro all'interno di una fabbrica, di un'azienda, svolge anche il lavoro di cura a casa, quello familiare, e che quindi noi chiediamo che per esempio il lavoro di cura che nella maggior parte dei casi viene svolto dalle donne venga riconosciuto anche ai fini previdenziali, in termini previdenziali, e noi di questi argomenti ne parliamo, cerchiamo di parlarne all'interno dei luoghi di lavoro, anche per creare consapevolezza, perché noi, essendo una confederazione generale, abbiamo l'obbligo morale di parlare anche di questi temi all'interno dei luoghi di lavoro, per creare quella, come dire, appunto quella consapevolezza e quella prospettiva per cambiare anche all'interno dei luoghi di lavoro, dove purtroppo spesso e volentieri si annidano anche sacche di atteggiamenti non proprio idonei, e soprattutto nei confronti delle donne, e che quindi partire anche dalle fabbriche, dalle aziende, dai luoghi di lavoro, per cambiare questa società. Che è un altro aspetto altrettanto importante. Purtroppo credo che abbiamo problemi con Rossana Bettella per l'ultima battuta di chiusura, ma mi sembra che non ci possa sentire, quindi Rossana Bettella? No, non c'è. Allora io volevo innanzitutto ricordare le date per tutti quanti gli eventi, ma li trovate comunque sul sito dello SPCGIL, ma della CGIL in generale, perché coinvolgono ad ampio spettro tutto il sindacato. Chiedo magari della regia se possono mettere in onda la prima locandina, che era quella che ricorda la giornata del 25 novembre, che però secondo me è proprio un ricordo simbolico sostanzialmente, perché poi sia il 25 che il 27 o di qualsiasi mese o giorno dell'anno, purtroppo, come diceva anche la segretaria, ogni 15 minuti si riscontra, si registra un atto di violenza, il che è spaventoso, cioè ogni giorno, ogni ora della giornata c'è qualcosa che non fila come dovrebbe filare in un sistema alla luce dell'anno 2021, è questo che è la cosa spaventosa. E come si diceva anche prima, perpetrato da generazioni che lei se lo dice giovani,
cioè non sono persone anziane, ci sono anche persone anziane, questo è un dato di fatto, ma anche giovani, quindi vuol dire che è un fattore culturale radicato e lì andrebbero sensibilizzate anche le scuole a un certo punto, perché se non lo fanno le famiglie, lei diceva bisogna coinvolgere le famiglie, giustissimo, però se le famiglie non in qualche modo vengono coinvolte, è la scuola che deve formare dei ragazzi che poi saranno gli adulti del domani, anche perché poi tra l'altro nell'ambito delle scuole abbiamo i casi di bullismo che quando vengono fatti nei confronti della ragazzina, della bambina, per questioni di diversità rispetto alle altre, vi direi che sono altrettanto pesanti, perché lì poi nel web si apre l'altro mondo della discriminazione e delle violenze, no? Riguardo ai giovani. Esatto, quando appunto citavo le istituzioni mi riferivo espressamente alla scuola, perché certamente le famiglie hanno il loro ruolo che è fondamentale nella crescita e nell'educazione dei nostri figli, però la scuola in questo contesto ha un ruolo fondamentale in termini anche di educazione al senso civico e al rispetto, soprattutto rispetto a 360 gradi, a maggior ragione rispetto di quelle che sono le diversità di genere. E credo che da questo punto di vista il fatto che manchi all'interno dell'offerta formativa nelle scuole di una linea guida rispetto alla formazione dei nostri giovani su questi temi qua, io credo che sia una lacuna che deve essere colmata nel più breve tempo possibile, perché solo partendo già dai più piccoli, quindi dalle scuole elementari, ma io oserei dire anche dalla scuola materna, nel rispetto dei ruoli, si può costruire qualcosa di diverso, qualcosa di migliore per il futuro. Abbiamo recuperato la segretaria, Rosanna Bettella è con noi adesso, vero? Cioè, sì. Volevo chiedere un po' in conclusione, qualcosa di concreto che lei del coordinamento donne, dello SPI, siete consapevoli di riuscire a fare come proposito, oppure che avete già fatto e di cui vedete qualche risultato? Qualche risultato è sempre un po' difficile infatti. da vedere rispetto a questo tematico. Certo, quello che dicevo anche prima, quello che dobbiamo riuscire a ottenere è che le donne acquistino fiducia, no? Rispetto ai servizi che ne possono essere offerti. Adesso c'è anche, è appena uscito, non so se per caso ne ha parlato Giosuè, ma c'è anche questo reddito di libertà, no? Che può aiutare le donne vittime di violenza, che quindi sono... Che cos'è il reddito di libertà? Come? Il reddito di libertà, che cosa consiste? Sì, il reddito di libertà, no? Sono 3 milioni messi a disposizione ancora nella legge di bilancio del 2020 per uscire proprio da relazioni violente, perché molto spesso queste donne non hanno neanche un lavoro, un'occupazione. Quindi c'è un aiuto economico concreto. Sono costrette a scappare, no? Certo. Con i figli eccetera, e hanno bisogno di essere reinserite in qualche modo, e quindi c'è la possibilità di avere questo sussidio, questo aiuto di tipo economico. Benissimo, io la ringrazio tantissimo, parleremo ancora di questo tema, magari lo svilupperemo ulteriormente con altre testimonianze, altre partecipazioni, come è stato in questo caso qua con il neosegretario regionale, bene ricordarlo, della FLAI CGIL Veneto, che è stato qui con noi, grazie. Grazie. Rosanna Bettella, grazie anche a lei di essere stata qui con noi, di averci ricordato anche tanti appuntamenti e per il lavoro che comunque svolgete assiduamente, che non è solo in queste circostanze, per le donne, contro la violenza alle donne. Quindi grazie a entrambi, grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi. Naturalmente vi invito a rivedere la puntata sul nostro sito web in replica e comunque a visitare il sito del sindacato dello SPI CGIL per tutte le informazioni, per essere attivi, partecipi, cittadini del nostro territorio con tutti gli eventi che vengono organizzati, non solo in questa circostanza naturalmente. Grazie.